È il giorno che può valere una stagione intera. Il Santa Venerina si gioca la possibilità di chiudere il campionato contro il Sant'Alessio. Serve almeno un punto per trasformare un sogno coltivato settimana dopo settimana in realtà. 90 minuti per chiudere il cerchio, per prendersi quei punti che significherebbero vittoria del campionato di promozione e salto in eccellenza. Per questo match dal considerevole peso specifico, Mister Calvaruso non può contare sull'acciaccato Basile, mentre recupera in extremis Daniele Scapellato che va in panchina. A centrocampo dunque regia affidata a Magri, con Fabrizio Scapellato e Pisasala ai suoi lati. In difesa davanti a Buallegua giocano Bonaccorsa a sinistra, Lopez a destra e Gulli e Spampinato centrali. Reparto offensivo consolidato è formato da Sinatra, Carbonaro e De Leonardis. È subito un ottimo Santa Venerina quello che si vede in avvio. Qui Magri recupera la sfera e fa ripartire in contropiede Scapellato. Scapellato per il taglio di Carbonaro, posizione regolare, rientra sul destro il 7, scambia con Sinatra, Carbonaro davanti alla porta, sopra la traversa, colossale chance in avvio. Rimessa laterale di Farfaglia, svetta più in alto di tutti Bonaccorso. Poi Cavallaro sbaglia il tempo, favorisce Carbonaro che la spizza per Sinatra. Sinatra si presenta davanti alla Fauci, Sinatra con la punta! Un'altra colossale occasione sprecata. 23esimo, Spampinato verso Scapellato, salta la pressione di Secas, poi alza la testa e va in profondità nella zona di Sinatra. Sinatra prolunga per la corsa di De Leonardis, De Leonardis ruba il tempo all'avversario, poi la mette al centro, deviazione di De Casale, forse col braccio, e così, calcio di rigore per il Santa Venerina. Dagli 11 metri va Carbonaro che spiazza il portiere e porta in vantaggio il Santa Venerina, 22esimo gol in campionato per il capocannoniere del torneo, Nino Carbonaro. Non si ferma la spinta degli ospiti, qui Risso pressato, perde la sfera, recupera Magri, l'assist per Sinatra, Sinatra una finta, poi calcia in porta, respinge Cavallaro, raccoglie Pisasale, Pisasale salta un avversario, poi il diagonale, fa la barba al palo. Finale del primo tempo, rimessa lunga di De Casale all'interno dell'area, contrasto Magri-Arias, poi Arias fa la torre per Secas in acrobazia, non lascia scampo a Buallegue, il Sant'Alessio all'improvviso trova il gol del pareggio. In avvio di ripresa subito un cambio per Mister Calvaruso in mediana, fuori Magri, dentro Biondi. I rosso-giallo-blu partono forte anche nel secondo tempo, Lopez batte rapidamente per De Leonardis e dietro verso Scapellato, super parata di La Fauci che si salva col palo. Cresce col passare dei minuti il Sant'Alessio, Altamirano attacca per vie centrali, scambia con Secas, ancora Altamirano prende velocità, vince un rimpallo con Gulli, entra in aria, la mette bassa al centro, le spinge Buallegue, poi ancora Arias, strepitoso Buallegue che gli dice di no. Ancora padroni di casa in avanti, Risso avanza palla al piede, cerca spazio per calciare, lo fa dalla distanza, si oppone Spampinato, ancora Risso, fermato da Fabrizio Scapellato, arriva anche Olivera, si lotta a terra, recupera Pisasale, poi Biondi prova a verticalizzare, steso da Olivera, Olivera era già ammonito e arriva il doppio giallo per lui, Sant'Alessio costretto in 10 uomini. Ancora forze fresche dalla panchina per Mister Calvaruso, fuori De Leonardis, dentro Daniele Scapellato. Minuto 76, rimessa di Pisasale, dietro per Daniele Scapellato. Ancora Pisasale, ha tanto spazio, il cross sul secondo palo per Sinatra, che è tutto solo, sigla il 2-1, salvo Sinatra, 19 gol in campionato, il gol che avvicina il Santa Venerina alla terra promessa, chiamata eccellenza. Il Sant'Alessio si getta alla caccia del pareggio, qui però perde un pallone sanguinoso, Sinatra in verticale per Carbonaro, posizione regolare, salta la Fauci, Carbonaro, la porta è vuota, solo esterno della rete. Terza sostituzione per gli ospiti, fuori Pisasale, dentro Trovato, la Fauci cerca con rinvio De Casale, lo stop, lo ferma Biondi che gli porta via la sfera, Biondi accanto a lui c'è Fabrizio Scapellato, servito in aria, Scapellato ci prova col destro, respinge la Fauci col piede. Il Santa Venerina vince il campionato promozione 2025-2026 con 2 giornate d'anticipo e approda per la prima volta nella sua storia in eccellenza. Un campionato dominato in lungo e in largo, una prima posizione mai lasciata dalla prima giornata con tanto di record, di ben un intero girone, quello di andata fatto di sole vittorie. Un successo meritatissimo, frutto di programmazione, lavoro e sacrificio da parte di tutto lo staff tecnico e dirigenziale, dai presidenti Romeo e Puglisi fino ad arrivare al gruppo squadra. La stagione non finisce qui. Domenica prossima sfida casalinga contro l'Atletico Messina, dove ci sarà la possibilità di festeggiare questo storico traguardo tra le mura amiche.